Il sole bacia le spiagge iesolane, i pendolari della spiaggia arrivano a frotte e le spiagge del litorale iesolano prese d'assalto dal mordi e fuggi tanto atteso dagli operatori turistici è finalmente arrivato. Pendolare, sì. Toccata e fuga. Finalmente un weekend di sole. È arrivato finalmente un po' di sole, si voleva. Finalmente è arrivato, sì. Senti, ma sei un pendolare? Sì, in giornata. Quindi stai qua oggi o torni domani? Solo oggi, torno stasera. Più che pendolari, più che toccata e fuga è fuga. Fuga dalla città. Sì, esatto. Senti, ma cosa fate la settimana o il weekend? No, penso che entro le 5 partiamo di nuovo. Spiagge piene per la gioia degli operatori che fino a qualche fine settimana fa si sentivano boicottate dalle previsioni meteorologiche. Prima tintarella, struscio lungo la spiaggia, qualche partita a racchettoni e per i più temerari l'acqua è ancora freddina, anche il bagno. Primo assaggio positivo di avvio di stagione. I segnali positivi ci sono, se il meteo ci aiuterà, tra qualche mese saremo qui col sorriso. Una stagione che vede comunque ancora una flessione delle presenze degli italiani. Per gli italiani la crisi esiste già da 2 o 3 anni, per fortuna però gli stranieri hanno supplito a questa mancanza, in particolare la conferma di austriaci e tedeschi e il mercato russo che comunque sta confermando buone performance. E proprio ai turisti guarda il servizio di trasporto che lega il litorale veneziano e ATVO, 10 nuovi pullman ultimo modello, costo complessivo 11 milioni e 400 mila euro, tutti a carico di ATVO, hanno fatto sfoggio di sé in Piazza Dragola, ex storica stazione degli autobus. I 4 autobus blu, 32 posti a sedere e 58 in piedi, sono destinati al servizio urbano, i 6 bianchi e grigi, 57 posti a sedere e 30 in piedi, sono invece dedicati al turismo. Un paio andranno nella linea di Portogruaro, che andranno a servire tutta la zona di Caorle, Bibbione e San Michele al Tagliamento. I rimanenti invece saranno nell'altra parte del territorio, che andranno a servire gli aeroporti Jesolo, Eraclea Mare, Punta Sabbioni Cavallino e l'aeroporto di Treviso.